Si presenta alla città e ai propri tifosi dell'Atletico Agrigento un club, ecco qui abbiamo il presidente Michele Fodale, e parte un nuovo progetto. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Presidente. È un progetto che tende a valorizzare i giovani della nostra città, della nostra provincia, è un progetto in cui crediamo perché nasce dalla scuola calcio Atletico Agrigento, su cui da anni lavoriamo sui nostri bambini, compresi i nostri figli, e quindi abbiamo deciso di rilanciare il calcio ad Agrigento partendo appunto dai giovani. È un progetto ambizioso, a lungo termine, è un progetto che vedrà la possibilità di fare sport anche in nuove strutture a cui miriamo per rilanciare appunto la possibilità di uno sport aperto a tutti, e quando parlo di tutti il mio desiderio è aprire lo sport anche ai diversamente abili della nostra provincia, e poi non per ultimo appunto dare la possibilità di un percorso di crescita a questi giovani per poterli fare arrivare nella nostra prima squadra. Ecco, voi presenterete una vostra squadra dei campionati diciamo minori della FIGC. Da quale campionato pensate di ripartire? Oggi la situazione credo sia ben chiara a tutti, nonostante le numerose voci che abbiamo sentito in questi giorni. Fondamentalmente oggi a bocce ferme sicuramente il campionato da cui tutti possiamo iniziare è la terza categoria. Ci saranno sicuramente delle possibilità di ripescaggio che non ci lasceremo scappare. Stiamo lavorando ancora in questi giorni per vedere e capire se ci sono possibilità vicine a noi per poter ambire a qualcosa di più, ma in questo momento siamo sinceri con noi stessi e con la città e diciamo che possiamo aspirare nel migliore dei casi alla seconda categoria. Dunque è tutto in stand-by anche per la scelta del futuro tecnico, perché tutto dipende da quale categoria ripartirà l'Atletico Agrigento. Sì, è corretto, lo staff tecnico abbiamo già individuato dei nostri collaboratori che appunto supportano il progetto da diversi mesi. Calciatori e staff tecnico verranno comunque definiti nel momento in cui avremo certezza della categoria e del campionato che andremo a disputare. Dovesse fare un messaggio, rivolgere un messaggio ai tanti tifosi che sono rimasti senza calcio ad Agrigento, cosa direbbe? Dico solamente che noi stiamo investendo in questo progetto partendo dai nostri figli, quindi non è nostra intenzione fare e dare false aspettative, perché appunto la cosa più cara che abbiamo la stiamo mettendo in gioco, che sono i nostri figli. Speriamo di poter riavvicinare tutti i tifosi agrigentini e dell'Interland di Agrigento al calcio. Speriamo, abbiamo già presentato domanda per poter giocare allo Stadio Esseneto, quindi speriamo di vederli numerosi a tifare i nostri colori bianco-azzurri, e quindi vi aspettiamo con ansia.